Questa mattina si è svolta una interessante, importante e diremo anche storica conferenza stampa presso la sede dell'autorità portuale del porto di Venezia di Chioggia, come avevamo anticipato qualche giorno fa, per l'illustrazione del il progetto di una scuola infermieristica che verrà svolta presso gli uffici ASPO del porto di Chioggia. È un evento molto importante, come ha ricordato il direttore generale della ASL 3 Serenissima, dottor Edgardo Contato, che erano oltre 30 anni che ha parlato che l'ultimo corso formativo è stato fatto nel 95-96 a Chioggia, che ricordiamolo sempre è la settima città del Veneto. Sono intervenuti il professore Angelo Paolo De Tus, che è preside comunque dell'Università di Medicina di Padova, che ha spiegato che appunto l'importanza di investire nei corsi formativi per infermieristica anche come poi ha ripreso l'assessore regionale Lanzarin, che ha ricordato quanto è importante portare sia il fatto dello scambio di competenze che c'è stato, di professionalità, che è iniziato con, diciamo, nella parte negativa della pandemia che c'è stata, ma col fatto che tante istituzioni si sono messe insieme e quindi è partita dai tamponi, dai centri vaccinali, e per finire appunto con questo scambio di competenze arrivare finalmente anche ad aprire una scuola di infermieri a Chioggia per 50 posti. La Lanzeria ha ricordato che ha ringraziato i poli di Padova e di Verona, che hanno portato a 1780 i posti per quanto riguarda la formazione degli infermieri, ma diceva appunto che ne abbiamo bisogno di ben 3200, quindi siamo ancora un po' indietro. Ecco, anche il sindaco Mauro Melao è intervenuto, ha ricordato come suo solito il grande lavoro di squadra e invitiamo appunto a seguire gli interventi che avevamo già presentato questa mattina in diretta dagli uffici appunto di Venezia, e nel link in descrizione troverete gli interventi del dottor Fulvio Lino Di Blasio, il dottor Angelo Paolo De Tuis, l'assessore Lanzarin ed il sindaco Mauro Melao. Erano presenti l'assessore Emanuela Lanzarin, erano presenti anche di Chioggia gli assessori Sandro Marangon, la nuova nea assessora della lista, lasciamo perdere la lista, la Maria Rosa Boscolo, e c'era anche presente il consigliere regionale Marco Delfin, scusate, che si è tanto impegnato per questo corso, ci ha lavorato tanto e quindi tra l'altro non ha voluto rilasciare, diciamo, interviste perché insomma era un momento un po' impegnativo per tutta una serie di motivi. Era presente anche l'imprenditore Ivano Boscolo Bielo e niente, non abbiamo un momento notizia di quando inizierà la scuola, ma pensiamo ovviamente nel corso del 2024. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.